ringrazio i dirigenti, ringrazio l'artigiana Romina, ringrazio tutti per il lavoro fatto che stanno svolgendo. Questo è il frutto di un lavoro che abbiamo iniziato quando ci siamo insediati, perché dopo 2 mesi ho incontrato il ministro Giorgetti, abbiamo rivisitato quel patto. Nel giro di 2 mesi abbiamo fatto una nuova negoziazione che ci ha consentito di sbloccare le assunzioni in funzione del fatto che noi dimostravamo che invertivamo il trend. Il trend si è invertito, come saprete aumentano le entrate, c'è un momento di crescita. La Sicilia credo che è la prima regione in assoluto che cresce rispetto alle altre regioni d'Italia, non solo del sud ma anche d'Italia. La regione tornerà nel giro di un anno a vivere meglio, avere nuovo sangue. E conto sui giovani, io conto moltissimo sui giovani perché i giovani sono la speranza del futuro, non è uno slogan. E su questo bisogna mettersi in discussione, io l'ho fatto, dateci una mano, mettete entusiasmo, buona volontà, non arrendetevi mai nelle idee, nel cercare di risolvere i problemi, non rinviate mai la soluzione dei problemi, questo lo chiedo alla Presidente della Regione, non rinviate, se avete dei dubbi consultatevi con i vostri dirigenti, ma mettetecela tutta perché abbiamo bisogno di una spinta, è tutto un sistema che si deve legare. Quindi fate di tutto per darci una mano, vi auguro veramente buon lavoro, avete evidentemente raggiunto uno dei vostri sogni, quello di dare lavoro, noi lavoreremo per questo obiettivo, dare lavoro e fare tornare i nostri ragazzi.